Dinan è una città bretone fortificata e un comune della Francia nord-occidentale con una popolazione di circa 14.500 abitanti. Il castello di Dinan fu realizzato alla fine del XIV secolo. Questo palazzo-torre alto 45 metri è suddiviso in diversi livelli. È costruito sulla parte ovest della città, doveva servire da bastione di difesa. Aveva anche una porta di accesso che però è stata murata ed è rimasta murata per molti secoli. È stata aperta solo nel 1932. Noi siamo entrati da questa porta perché è quella che poi dà accesso a tutta la cittadella. E adesso iniziamo la visita di questa parte. Negli anni 1476-1481, su iniziativa del duca di Bretagna Francesco II, la città di Dinan subì un'intensa campagna di fortificazione destinata a coprire l'angolo sud-ovest del recinto, rafforzando la difesa della porta Guichet e della torre ducale. Attualmente nella sala delle guardie sono esposti elmi, protezioni ed armi utilizzate in passato. Rimanendo nella parte inferiore troviamo le cucine ampie e ben organizzate. Ai livelli superiori si sviluppano le sale pubbliche e private dei nobili che vissero nel castello. Da qui passavano i piatti. Qui c'era il duca, la duchessa, il principe che mangiavano e altri Banchetti. commensali. C'è un divertente gioco interattivo per far conoscere le regole del galateo di quei tempi. Ci sono delle domande a cui rispondere e se la risposta è corretta esce la scritta Good e si può procedere con la successiva domanda. In questo luogo prestigioso, i duchi di Bretagna amministravano la giustizia o ricevevano omaggi dai loro vassalli. Illuminata da grandi bifore, finestre a doppia apertura, questa vasta stanza si fa notare per il suo camino monumentale con cappa sporgente, una vera impresa tecnologica. Meno spettacolare delle punizioni corporali, la pubblica ammenda era una punizione estremamente comune in epoca medievale. Consisteva nell'imporre al colpevole una pubblica umiliazione durante la quale quest'ultimo riconosceva i suoi crimini e chiedeva la grazia. Pur essendo di modeste dimensioni, la cappella occupa un posto essenziale nel cuore della torre ducale. Finemente scolpite con decorazioni, le basi della volta testimoniano la cura e la raffinatezza riservata alla decorazione di questo spazio.
La camera di ritiro è spesso rappresentata nelle miniature del XIV e XVIII secolo. Il principe chiacchiera lì con le dame o con i suoi parenti, gioca a scacchi, ascolta musica e può anche pranzare lì. Al centro della stanza poteva essere collocato un imponente letto. Sdraiato, il principe vi riceveva i suoi cari in un sottile equilibrio tra intimità e decoro. Esiste anche una stanza dove vengono proiettate immagini simulate del castello nelle varie epoche. Siamo rimasti fregati dal tempo. Mentre eravamo dentro a visitare il castello, ha iniziato a piovere. Adesso che siamo nel torrione più alto, e purtroppo abbiamo la vista bagnata. Vabbè, piovigina, dai, finché piove così. Sì, piovigina. C'è la terrazza sopra, No, l'unico problema è che il panorama non è più bello con il cielo azzurro come era prima. Certo. Qui siamo veramente nel punto più alto. Adesso vi faccio vedere la vista, ma non cambia molto rispetto a dove eravamo prima, perché la differenza dell'altezza non è molto. Pioggia fino a poco fa ed ora è tornato il sole, come spesso succede in Bretagna. Qui vediamo la parte esterna delle mura. La torre dell'orologio è sicuramente il monumento più importante del centro medievale di Dinan. Costruita nel XV secolo, questa torre, alta 47 metri, è l'edificio più alto della città. La particolarità della torre è il suo orologio, uno dei meccanismi più antichi d'Europa, risalente al 1502. La città medievale di Dinan possiede non meno di 115 case a graticcio risalenti al Medioevo. Il suo carattere unico e pittoresco ha attirato negli anni moltissimi artisti che qui hanno trovato posto per i loro atelier e gallerie. La chiesa San Malo a Dinan affonda le sue origini nel XII secolo, anche se la chiesa attuale fu costruita nel secolo XV. La chiesa originaria Saint-Malo fu distrutta durante la guerra tra Bretagna e Francia. Fu ricostruita all'interno delle mura della città nel XV secolo. Interessanti e molto attraenti sono le vetrate colorate. Alcune rappresentano soggetti religiosi e altre mostrano eventi locali come l'ingresso di Anna di Bretagna a Dinan. Queste finestre furono aggiunte tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. La Basilica di San Salvatore venne costruita tra il XII e il XVI secolo. Nella sua composizione si mescolano sapientemente sia lo stile romanico che quello gotico fiammeggiante. Questo cambio di stile è particolarmente visibile all'interno della basilica, dove le sue componenti si alternano in maniera marcata. Anche in questa chiesa si trovano bellissime vetrate rappresentanti soggetti religiosi. Il viadotto di Dinan, certo non imponente come quello visto a Morlaix, venne costruito alla fine del XIX secolo. Spostò il traffico commerciale della città, causando in parte la decadenza del suo centro storico. Il porto è una delle zone più vivaci della città durante il periodo estivo. Punteggiato da molti caffè e ristoranti, offre terrazze incantevoli per ammirare le barche attraccate e le vecchie case in pietra e a graticcio. I bastioni si estendono per quasi 3 chilometri intorno alla città.
costruiti tra il XII e il XV secolo, offrono ai visitatori un'incantevole vista del quartiere di León, un delizioso sobborgo di Dinan e delle residenze dei nobili.